Forse non lo saprai mai, ma questo è, seppur involontario, un grande regalo che hai fatto alla città. Ci rivolgiamo a quel bimbo o bimba che ha perduto questo quaderno, diventato in pochi giorni il diario di Treviso. Che sia stato nelle piccole mani lo confermano questi disegni nelle prime pagine. Che poi sia diventato il diario di chi vive la città lo confermano i segni, le parole, le firme di chi l'ha trovato un po' come noi, appoggiato aperto sul davanzale di questa finestra lungo il sottoportico del canale dei Buranelli. L'idea è venuta a chi l'ha raccolto e l'ha messo a disposizione di chiunque avesse qualcosa da raccontare. E stando alle pagine, già riempite in pochi giorni, si capisce come questa città viva in chi la vive. Quasi una simbiosi non solo dei residenti ma anche di chi a Treviso è di passaggio. Turista italiano o straniero, si capisce da questi tratti come i Buranelli, Piazza dei Signori, la pescheria, insomma il cuore della città abbia preso il cuore di chi l'ha visitata. E così c'è chi confida a questo diario che si sposerà o racconta di una notte prima degli esami e dell'ansia per il proprio futuro. Tutto con spontaneità, quasi questo libretto fosse un vecchio amico a cui confidare pensieri ed emozioni. E forse sta tutta qui la magia del quaderno dei Buranelli, che in 6 giorni ha conquistato il cuore di tutti. Lo scrive anche Giulia, che tra i pensieri sul futuro, parafrasando Rossella di Via col Vento, conclude la sua pagina di questo diario. Chissà domani cosa accadrà, ma intanto grazie di avermi fatto sorridere.